Amici bellini, andiamo a braccio perché ci sono tantissime cose di cui parlare oggi, però la voglio tenere breve, non credo che riuscirò a tenerla breve, però voglio dire una cosa subito a inizio video che è più importante secondo me delle altre e poi sviluppiamo tutti i discorsi. Cominciamo! Per la maglia che indossiamo, la maglia che dobbiamo indossare, si vede un pochino la faccia di... questa maglia, anche quando non la indossiamo, sapere come fa... Vabbè. Allora, come avete visto, Spalletti già l'ha avuta, io no, e questo io non voglio fare un dissing, questo video voi giratelo al Napoli, io ho fatto un tweet e spero che insomma, perché se voi vedete, io ve lo faccio vedere dopo, prima il messaggio che voglio lanciare al Napoli: ti prego Napoli, ti prego Società Sportiva Calcio Napoli, pensa ai tifosi all'estero, ok? Poi sotto nei commenti voi mi scrivete quando mai, io l'ho comprata subito, nessun problema, va benissimo, però io sto in America, io ho visto una maglia che finalmente, insomma, al di là della scritta Lete Rossa, va benissimo, me la volevo comprare, ho visto il video Impulse Buy. Sapete che cos'è l'Impulse Buy? È che non ci pensi nemmeno, non guardi il prezzo, la vuoi comprare. Sono andato sul web store ufficiale del Napoli, pagamento eccetera eccetera, metto i miei dati Mastercard, non me l'accettano, metto i miei dati Visa e non me l'accettano. Non c'è opzione PayPal, Amazon.com non è aggiornato, se voi cliccate su nuovi arrivi si torna all'età della pietra, Amazon.it è in preordine. Insomma, questa maglietta come la già vi? Come la posso avere questa maglietta? Poi voi mi dite va bene, no, io invece l'ho presa subito così. Dovete pensare ai tifosi all'estero. Poi è colpa mia, evidentemente la mia Visa viene accettata su tutti i siti, la mia Mastercard viene accettata su tutti i siti, sul sito del Napoli no, sarà colpa mia, va bene, però pensateci un attimo ai tifosi all'estero, che sono quelli che spendono più soldi perché forse hanno più soldi rispetto a quelli napoletani, pensateci, vi prego. E insomma, è chiaro che vi sto parlando di questa cosa qua che è bellissima, di cui avevamo parlato in un video precedente, guardate, dopodiché la vedete addosso a Dries Mertens con un rendering digitale. Signori, io dico che questa maglia sarà sold out immediato. Tra un'ora i centralini impazziranno, il sito del Napoli non reggerà la richiesta, lo so già. Voi nei commenti tra un'ora e 10, alle 10:10 d'Italia, mi direte no, già non si può fare, benissimo. Lo so che non siamo pronti. Quella maglia, secondo me questa maglia sarà sold out, perché poi molto spesso maglie anche che si allontanano dalla tradizione quando vengono bene, e secondo me questa viene bene perché è coerente come colori, perché quando la scritta dello sponsor è coerente con i dettagli mi piace ed è bellissima. Poi si può dire magari il Verona, Napoli-Verona, stavo parlando anche nel gruppo degli abbonati, a me piace, io credo che la comprerò. La scritta Amazon resta in bianco, purtroppo non è cosa, a quanto pare non è cosa, io ho scritto una cosa che sinceramente passa la voglia. Il customer, il cliente lo devi invogliare con la semplicità di acquisto. E invece non è semplice. Io ricordo anche che il sito ufficiale del Napoli, il web store, se tu cliccavi su una foto stava scritto error null, il sito, no? Il click non funzionava e dovevi ricliccare sul web store eccetera eccetera. Devi togliere il www, ma il cliente non deve sapere questa cosa di togliere il www e riscrivere, deve essere semplice, da cellulare, clicca, comprata. E invece purtroppo non è così. Non fa niente, ci riproverò. Napoli, pensaci, Quinta Avenue, Armani, non la voglio trovare nel negozio, però rendete la vita ai tifosi più facile, veramente. Finito questo che è un consiglio spassionato d'amore, questa è la maglia dell'amore. Un consiglio di amore per il Napoli, perché io voglio bene a questi colori, qualsiasi essi siano, blu, azzurro, la scritta rossa, la scritta dorata, perché poi in Europa... no, dobbiamo uscire dall'Europa, uscire presto dall'Europa perché ci concentriamo sul campionato. E invece se uno ci rimane in Europa è capace pure che vediamo questa maglietta
con i dettagli dorati, ancora più bella come il rendering che abbiamo visto in passato. Abbiamo due opzioni col Barcellona, ma a quel punto dipenderà anche dal Barcellona, dai colori che vogliono usare loro, eccetera eccetera. Vabbè, a parte questa cosa qui, non vedo conferenza, tutto tace, ancora aspettiamo situazioni. Colantuono nel frattempo ha parlato, cioè loro in difficoltà gravissime hanno comunque parlato, hanno detto che noi ci proviamo, se ci sono 13 giocatori senza sostituzioni è comunque una lotta impari, e lo sappiamo, amico mio, ci siamo passati perché siamo andati a giocare con la Juve in queste condizioni e lo sappiamo benissimo che non è facile. Quindi io capisco tutto. Il protocollo si può discutere, il protocollo può essere migliorato, l'avete firmato, state aspettando i nuovi acquisti, non li state confermando, non lo so la situazione, ragazzi. Io spero che si giochi a prescindere, perché poi portarcela avanti questa partita e poi la devi inserire a cavallo di altri impegni diventa veramente un macello. Capisco i tifosi della Salernitana che non vogliono venire ad essere vittime sacrificali, lo capisco, è una lotta impari anche a parità di rosa, cioè anche se hai tutti disponibili, quindi non è quello, che non è che noi vogliamo giocare per forza perché vogliamo affrontare una Salernitana in difficoltà, no, vogliamo affrontare la migliore Salernitana possibile a livello di concetto e dobbiamo vincere, perché poi non è che vi vendiate a pigliare i punti proprio contro di noi. Tragedia, si sfiora la tragedia. Nel frattempo ovviamente accarezziamo i discorsi di mercato, e quando parlo di mercato ovviamente parlo di Di Marzio, e ovviamente il primo pensiero va allo scomparso. Dispiace tantissimo, commozione generale in città, in radio non si parla d'altro, veramente dispiace tanto, e quindi mando un abbraccio ideale a Gianluca Di Marzio per il papà Gianni. Dispiace veramente tanto, uomo di calcio, uomo anche molto ironico, un personaggio che in TV anche stava meglio di altri, faceva più piacere sentire lui che altri. Dispiace. Per quanto però riguarda il mercato, tutti i discorsi che vi avevo fatto dovete convenire con me che erano logici. Io non ho notizie di mercato, non sono un operatore di mercato, non ho fonti di mercato, però cerco di fare un ragionamento. Vi ho detto che Nandez non poteva essere un'opzione perché il Napoli non ha bisogno a centrocampo, e vi ho detto che non aveva tanto senso prendere Tagliafico subito, si poteva fare un discorso per l'anno prossimo. A quanto pare le ultime notizie parlano di Oliveira del Getafe, sempre per l'anno prossimo. Il Napoli starebbe provando a portarlo subito, continuo ad avere dei dubbi a questo riguardo, sotto questo punto di vista, però a quanto pare adesso le ultime notizie vogliono il Napoli ai dettagli. Eravamo ai dettagli anche con Tagliafico, eravamo ai dettagli anche con Emerson Palmieri, sappiamo che il Napoli a livello economico sta in guaiatuccio, e quindi probabilmente aspettare la qualificazione Champions ti permette di fare un altro tipo di discorso. Però a questo punto io voglio legare tutto questo discorso anche delle prospettive in futuro, annotando che il Napoli sta parlando, non parla la società, ma sta facendo parlare tantissimo i suoi giocatori. In 2 giorni abbiamo praticamente, in 48 ore più o meno, abbiamo l'intervista a Mertens, l'intervista ufficiale a Bobotta, intervista a Zielinski, adesso intervista a Lozano, tutti che parlano anche di scudetto, siamo forti eccetera eccetera. Mi chiedono nel gruppo degli abbonati: ma tu come la pensi, come la vedi questa cosa, perché stanno parlando così tanto? Il mio primo istinto mi porta a rispondere: stiamo mettendo i gioielli in vetrina. Questo però non significa che il Napoli sta svendendo la squadra, assolutamente. Semplicemente vedo una differenza rispetto al silenzio dell'anno scorso, silenzio stampa imposto eccetera eccetera, non parlate, le multe, cambiando un pochino quello che è l'atteggiamento, anche perché Spalletti ci ha detto, e dobbiamo crederci, l'anno scorso non sono arrivate offerte per nessuno. Perché se il Napoli non raggiunge l'obiettivo c'è meno anche risonanza nei media, e sappiamo che ci sono anche squadre, guarda come fila il ragionamento, ci sono squadre che non è che seguono tutte le partite di tutti i campionati, e ci sono squadre anche con possibilità economiche che semplicemente si rivolgono a internet, vanno su internet, chi è in scadenza,
questo qua, e pigliamocelo. Di conseguenza, far fare un'altra intervista a Lozano, che è una star in Messico, eccetera, eccetera. Zielinski è una star internazionale, anche lui in Europa molto conosciuto e rispettato. Mertens non ne parliamo proprio. Bobotta si è tolto lo sfizio, anche lui, e sta bene. Bobotta che compare nel video della maglietta nuova, perché è giusto dare soddisfazione a quelli che stanno anche overperformando. Però mi sembra, capito, voler affermare pubblicamente a livello anche internazionale: il Napoli esiste, il Napoli è forte. Questo vuol dire tante cose, vuol dire caro Bezos, visto che sei in città per fare gli shuttle, guarda, magari ti interessa, guarda come siamo forti, lottiamo per lo scudetto. Lozano dice che noi siamo più forti dell'Inter, quindi qualcuno si convincerà. Qualcuno si può convincere, quindi un po' significa: noi dobbiamo rifare la squadra, se vi interessa qualche giocatore guardate come sono forti e che personalità hanno. E un pochino significa anche: il Napoli c'è, il Napoli lotta ai vertici, il Napoli è importante a livello internazionale, sì, però io non trovo la maglietta. Questo un po' significa. Però a me fa piacere che abbia parlato nello specifico Lozano, perché rispetto alle dichiarazioni di un mesetto fa, di qualche tempo fa, serviva un riscatto comunicativo da parte di Lozano, perché ovviamente ci eravamo rimasti male, perché erano state delle dichiarazioni infelici, legittime ma infelici, e quindi fa bene sentirlo deciso, motivato. Ci sono molti che subito hanno reagito bene: a questo punto lo vogliamo tenere, per esempio, lo terrei solo per questo, perché dimostra determinazione, e vabbè. E invece può essere pure che questo significa: ecco qua, mo arriva l'offerta per Lozano perché ha dimostrato determinazione. Ma veramente non possiamo guardare così in là e fare già delle previsioni di mercato e ipotizzare che Napoli sarà nel futuro, perché abbiamo troppe situazioni in sospeso. Chissà perché Zielinski, Lozano, Mertens è una situazione particolare, ma Zielinski, Lozano e Bobotta hanno un contratto più lungo, 2024. Quindi mi chiedo: parlerà mai Fabian? Parlerà Ospina? Che Ospina finisce e quindi così Gulam sono quelli là in scadenza, e quindi gli devi fare la domanda: che fai l'anno prossimo? Così. Quelli che hanno il contratto, potrebbe parlare di Lorenzo di nuovo, potrebbe parlare di Mario Rui. Sto ipotizzando per le prossime eventuali interviste, non lo so. Noi dobbiamo vedere se si gioca. Io sono troppo concentrato sul campo, purtroppo non c'è stata conferenza e questo non mi piace, non lo so, e vorrei sentire. Ci sarà un motivo sicuramente, non è possibile che il Napoli va a braccio. Posso andare a braccio io nei video, non cambia niente, ma il Napoli deve avere delle programmazioni, deve esserci il rispetto di certi contratti anche con gli sponsor, no? Uno sponsor che è Matt Flocky, che scrive dietro così: ti garantiamo che ci sono le 38 conferenze stampa prima e dopo. Se non le fai tutte vieni meno anche a questo. Quindi ragazzi, piano piano, andiamo con calma, non è un dissing, forza Napoli sempre, speriamo di giocare domani, speriamo di essere pronti. Abbiamo recuperato a quanto pare anche Ospina e Insigne, aspettiamo il report degli allenamenti. Adesso che esce questo video qualcosa di nuovo uscirà, magari adesso di corsa fanno la conferenza e io ne devo fare un altro, poi ne parliamo domani, non lo so, perché è sempre martedì e quindi non c'è dubbio. Aspettiamo nuove notizie di tamponi da parte della Salernitana. Ad oggi si dovrebbe giocare, quindi aspettiamo quello che ci sarà di nuovo domani. A maglietta non mai potuto accattare, vediamo se mi viene come si dice, uno sfizio di riprovare. Non è più un impulse buy, ma è un buy ragionato. Vediamo se riesco a superare tutte le problematiche tecnologiche. Non credo che siano problemi miei, ma qualcuno sicuramente mi dirà: guarda, vai, l'ho comprato, sei tu che non sei pure. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Rispettate i tifosi all'estero, anche quelli che non sono tecnologicamente avanzati, anche loro meritano di poter supportare. Noi vogliamo supportare, ma vi rendete conto che noi vogliamo supportare, che noi vogliamo dare una mano a questa? Ogni maglietta comprata è una virgola in più sul contratto di Mertens. Bah, chissà. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.